Siamo qua nella tanto decantata strada, la ex strada statale 131, decantata dal comune perché rappresenta, dovrebbe rappresentare lo sviluppo futuro per Sesto, la via del commercio, la via di quella che è la fruibilità dello shopping. Ma di cosa stiamo parlando? Signor Sindaco, lei deve uscire da quell'ufficio, deve andare a controllare, ma guardi qua siamo nella zona vicina a Casa In, dove vengono gli sposini, vengono le persone che vogliono abbellire la casa e si trovano qua un immondezzaio. Guardiamolo qua, questo immondezzaio. Vergogna! Ma è possibile che questa pattumiera a cielo aperto non la veda nessuno? Non è possibile, interveniamo! Guardi ancora! Guardi, le immagini parlano da sole! E qua abbiamo tanti altri esercizi commerciali, da Kenzu a Prenatal, alla pizzeria, al ristorante Ghiottone, tutto l'indotto che va anche verso Bricomen e verso strade di collegamento principali. Non scherziamo, smettiamola, interveniamo, risolviamo, puliamo. Signori amministratori, mi chiedo, ma da dove arriva tutta questa spazzatura? Non è possibile, non è possibile. Ripeto, è importante prevenire, educare, ma laddove non sentono e non capiscono, sanzioniamo. Sanzioniamo, è importante. E poi dico, signor Sindaco, lei che è sensibile a queste videodenunce, che non devono essere necessariamente prodotte da chi siede nei banchi del Consiglio Comunale, quindi le dico, ripeto, lei che è sensibile a queste videodenunce, agisca e intervenga.